Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ci spiace molto e chiediamo scusa in via preventiva scomodare Pasolini, Sciascia, Flaiano per delle quisquiglie, delle minuzie, minutaglie della cronaca, neanche della storia come le attuali posizioni politiche dell'attuale PD. Però siamo sempre alla loro diagnosi. Siamo sempre al fatto che l'unico fascismo sopravvissuto è il fascismo degli antifascisti e per quanto come dire attecchisca appunto in un mondo che ormai tende al grottesco come l'attuale sinistra italiana, la notizia di per sé però è grave se stiamo un secondo sui principi. Qual è la notizia? La notizia è molto semplice e per il PD milanese, per i suoi esponenti prestigiosi, la manifestazione del 18 aprile della Lega e del Movimento dei Patrioti Europei, dove convergeranno gruppi politici che da molti paesi europei che siedono nell'Europarlamento, quindi che stanno nel luogo, come ci insegnano peraltro i soloni burocratici, per eccellenza della democrazia del continente, avendo preso del consenso a libere elezioni. Ebbene, per il PD questo evento non si deve tenere, semplicemente proprio ne chiedono il divieto, cioè non fanno neanche più finta, diciamo, ma danno libero sfogo ai loro istinti autoritari. L'ideona, nella fattispecie, sta in un ordine del giorno depositato da Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano del Partito Democratico, che, come dire, facendo proprio del nome una ragion d'essere, chiede democraticamente che l'avversario politico non possa tenere una manifestazione di piazza. Siamo in uno scenario compiutamente orwelliano, dove la realtà viene capovolta, no? Dove la guerra è pace e questo partito che non vuole far parlare, far riunire gli avversari si chiama Partito Democratico. Qual è il punto? Addirittura la palese violazione della Costituzione, che secondo la Buscemi e le anime belle sarebbe insita nell'evento dei patrioti e soprattutto nel concetto di remigrazione, che consisterebbe nell'espulsione forzata o incentivata di stranieri, inclusi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza o sono nati in Italia sulla base di criteri etnici o razziali. Ma chi diavolo propone criteri etnici o razziali? Io, se fossi Matteo Salvini o nei leader di questi partiti, valuterei la querela pesante per diffamazione. Non c'è nell'agenda della manifestazione né nell'agenda di questi partiti un criterio etnico o razziale per discriminare le persone. Peraltro, se ci fosse, chi vi parla non sarebbe d'accordo, fosse l'ultimo atto che faccio come direttore di Radio Libertà. Ma non è così, ovviamente. Non è questo il punto. Ovviamente il concetto di remigrazione, così come è presente nell'agenda di questi movimenti, implica un legittimo contrasto alla piaga dell'immigrazione incontrollata che prospera sul traffico di esseri umani e che mina la sicurezza quotidiana delle nostre città e in prospettiva la nostra stessa identità culturale, cioè mira a ripristinare la legge, il diritto e a rimpatriare, riaccompagnare o espellere chi non ha diritto a rimanere nei paesi europei, ma in modo fattuale, non nella retorica. Questo è, ovviamente, non è una discriminazione etnica. In ogni caso ci sono poi delle chicche particolari in questo ordine del giorno, per cui anche la data scelta, il 18 aprile, sarebbe una provocazione, secondo i democratici, perché cade a una settimana dal 25 aprile, quindi non si può tenere un evento politico il 18, perché è una settimana prima del 25 aprile, che tra l'altro cosa celebra nella realtà storica, al netto della cacciara retorica. Il 25 aprile festeggia la liberazione dalla dittatura, il ritorno della libertà in Italia, della libertà politica, civile, del pluralismo, e quindi in nome di questo si vorrebbe impedire all'altro di parlare. È meraviglioso, se lo guardi da fuori fa ridere, se pensi che è l'idea della Presidente del Consiglio Comunale della seconda città d'Italia, esponente di pregio del PD, del principale partito dell'opposizione, no, diventa
diventa inquietante. Comunque costoro chiedono al prefetto e al questore di valutare seriamente l'opportunità di autorizzare la manifestazione. Ora, la manifestazione, al netto delle paturnie ideologiche di questi novelli censori, ha quest'ordine del giorno: per difendere i valori dell'Occidente. Sì, io voglio difendere i valori dell'Occidente, tra cui quella libertà che loro vogliono negare. La nostra cultura. Sì, io non sono disposto a buttarla a mare. Mi scuserete se non voglio buttare a mare quell'esperienza che va, non so, da Socrate all'avanguardia del Novecento. Non voglio buttarla a mare. Le nostre tradizioni, sì, anch'esse non le voglio buttare a mare, non le trovo sbagliate a prescindere, vetuste a prescindere. I nostri confini, sì, trovo che abbiano ancora un senso, che se ha ancora un senso quell'oggetto democratico che è lo Stato-nazione, e hanno ancora un senso i confini, se no siamo all'interno di un minestrone dove sì, della nostra cultura non ne è più niente. Questa è l'agenda. Di razzista non c'è nulla, come sempre i veri fascisti siete sempre e solo voi. Grazie a tutti, a domattina.